Oggi per me è una giornata storica, vedete ho messo anche la cravatta, perché sto diventando ufficialmente cavaliere. Chiamiamo Danilo Gerardo Poggio. E adesso sono finalmente cavaliere. Lui è il gran maestro, ma io adesso che cosa devo fare? Certo, lei cavaliere, oggi si è preso un impegno non da poco, importantissimo, perché questo ordine che è nato nel 1973 grazie alla grande intuizione di Carletto Bergaglio, oggi porta con piacere questo suo nome in tutta Italia. Il suo compito, che oggi si è incoronato, è stato insignito di questo ordine, è di fare questo, di proseguire quello che ha fatto lui, portare il nostro impegno di promuovere il territorio e di promuovere i nostri prodotti di eccellenza del Gavi. Non parliamo del vino, ma del raviolo, che certamente non dà meno al vino. Ma che cos'ha di particolare il raviolo? Il vino Gavi di OCG lo conosciamo, ma il raviolo che cos'ha di particolare? Questo è la cosa più importante. Ha di particolare, oltre che la pasta che lo contiene, il suo ripieno, fatto dalle 3 carni e della verdura che sono la scarolla e quello che è il tocco di particolare a secondo delle necessità e della misura è quella grande verdura che è la maggiorana, che questo è quello che dà qualcosa in più, è la formazione, la grande potenza e di farlo con 3 carni che sono vitello, vitellone e maiale, che danno un mariage meraviglioso cotte nei vari modi, perché il vitello viene cotto col Gavi e le altre 2 anche fatte andare arrosto anche col vino rosso, ma questo è la loro importanza, la loro capacità di promuovere, cioè di essere conosciuto e apprezzato per questa sua grande volontà. Grazie Gran Maestro e adesso parto per la mia emissione. Lei deve andare e non fermarsi mai. Benvenuto. Grazie. Grazie ancora cavaliere.